Sindaco, qui alla festa della polizia, nelle parole del Questore c'era anche un particolare riferimento anche alla situazione delicata, all'ordine pubblico delicato. Ecco, se ci vuole aggiornare in merito. Credo che sia stato fondamentale l'intervento della forza pubblica e l'ausilio delle forze di polizia nelle operazioni portate avanti in questi mesi nel comune di Licata. Si sono vissuti momenti di tensione e devo dire che l'operato delle forze di polizia è stato impeccabile. Naturalmente è una comunità, quella di Licata, che è in attesa di serenità. È di qualche giorno fa la notizia che l'ARS, dopo un anno mi sembra di continue richieste, stia affrontando il tema dell'abusivismo edilizio e giovedì è convocata una commissione ambiente e territorio per discutere dell'argomento. Non vorrei, e naturalmente da sindaco della mia città mi preme ricordare che non vorrei che il prezzo pagato da Licata sia servito per sensibilizzare la politica ad occuparsi di tale argomento. Se di tale argomento si deve occupare, ci si deve ricordare di chi ha perduto l'immobile e quindi, come ho detto qualche giorno fa, che prevalga il buonsenso. Comunque arrivano sempre intimidazioni, situazioni fastidiose nei suoi confronti, Sindaco. Ecco, lei più volte ha dichiarato di mollare. No, sinceramente ha momenti di scoramento, perché lei comprende bene vedersi recapitati minacce di morte, non è semplice convivere con la paura, ormai dico lo faccio da più di un anno, 2 immobili incendiati alla mia famiglia, non è sicuramente semplice, però non ci abbattiamo e, come dico agli amici che mi chiedono come va sindaco, siamo in attesa di tempi migliori, perché credo che fare il proprio dovere in questa terra non sia semplice, a maggior ragione dopo decenni di abbandono dei territori sembra quasi normale che si sia scaricato tutta la responsabilità di un fenomeno così complesso su un sindaco che si è insediato da qualche mese.